GoPro, cosa facevi nel taschino? Sì, hanno indovinato. Stiamo andando a fare la spesa per la zittarella. Scherzone, è rosso. Per la zittarella in Toscana. No, le terme fa più... anche tu, di le cose giuste. Fa più figo. Allora andiamo alle terme di Saturnia, ma non quelle da skate, cioè quelle là che devi pagare per entrare eccetera. No, andiamo alle terme del Mulino, quelle libere diciamo. Alessia, fatti 50.000 scale per vedere la vista da Laguna Shopping qua. Cos'è? No, i giardini di Jesolo. Beh, vista, capirai. Vedi un po' la laguna, non è che siamo altissimi. Sua sorella incantata. Tiene. Ok Italia, allora ci stiamo preparando, sto portando la roba dell'Alessia, no? Che porca miseria, se dovessi tenere la roba dell'Alessia dentro in campo, l'altro che patente C, dovrei avere la patente per i trasporti speciali, trasporti eccezionali, porca miseria. Anche al Fungas a portare, cosa portavi? Mamma mia. Ah, non te l'ho detto, stiamo andando alle terme di Saturnia, ci sono già i singani che ci aspettano lì, noi tra un'oretta circa partiamo e così ti puntino le famose terme di Saturnia. Aspetta Italia, siamo ai primi di febbraio? Si è portata la crema solare, giuro. Mi hanno detto persone che si sono bruciate in inverno, se è una bella giornata calda il sole riflette. Siccome io sono più bianca di Casper perché non vado mai al mare, non sono come te. Da oggi provo a registrare a 30 fps, vediamo che succede, se si vede più liscio diciamo, sia con la GoPro che con la Sony. Ho già impostato il film ora a 30 fps e tutte e due a 30 fps. Che bene che ci sto nei parcheggi, guarda che roba, fantastico. Come il tipo della corriera là in fondo, e il pulmin più grosso del mio, sempre Mercedes anche lui, guarda che roba. CP, come sei a 30 fps? Bene? Allora, 30 fotogrammi al secondo, le immagini possono risultare meno sfocate in quanto i tempi di scatto sono più brevi, quindi più veloci, ok? E quindi per le scene in movimento, essendo l'otturatore più veloce, non trovi la sfocatura. Però questo aumento di velocità di scatto fa sì che tutto sia più scuro e quindi essendo più scuro il dispositivo, la macchinetta, la GoPro alza gli ISO. Alzando gli ISO, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, ci possono essere dei disturbi. Vero CP? No, te disturba solo il fatto che non c'è nessun gatto qua da puntare. Amore, ti lecchi già i baffetti che ho detto gatto? Ti lecchi già i baffetti che ho detto gatto? Mannaggia, sti cani. Molto bene Italia, sei nel portapiccio, nel porta GoPro del cruscotto, ok? Mi piace che comunque si vede un po' il cruscotto, i tergicristalli e non solo fuori, cioè che vedi misto. A me piace così sinceramente. L'ho posizionata qui anche perché ce l'ho attaccata al volante, è appena sopra l'autoradio, quindi vado bene a avviare la registrazione, a stopparla, e gli ho preparato un cavo di alimentazione in modo che resta sotto corrente, è tutto passato bene con i passacavi e tutto quanto. Bene, Singano, se hai finito di parlare di robe tecniche, procediamo. Ci facciamo una pausetta in autogrill e tu sai di solito non prendo mai autostrada, però essendo con altre persone, avendo delle tempistiche da rispettare, niente, facciamo tutta una tirata in autostrada fin là. Oh, va che figo sto T4 dalla Russia, guarda che bello, nero con i cerchi in lega così, strafigo, cazzo, tanto faigo, guarda che roba. Is it something in the air tonight? Is there a full moon shining bright? Am I waiting on a fantasy? Will I ever get what's coming to me? Don't tell me how you think I should feel, baby. Oh, dobbiamo ancora arrivare, ma che straccata è l'autostrada! Come fate ad andare in autostrada? È tutto noiosissimo, e poi appunto ti pesa sta noia, no? Non hai la ricarica del bello, delle cose da vedere, e quindi io sono già distrutto. Collezione pigiami 2020. E fai gli anni la Slacking, auguri Slacking.
Se dovessi dire tutto buono? No, salato fa schifo. No. La colazione deve essere dolce. Il caffè deve ancora fare effetto. È una usanza soltanto nostra italiana. Meno la cantatina e tanti auguri con la tua chitarra. Sappiamo. Lo rompo. Guarda, anche la bicicletta, raga. Guarda. Come i bambini. No. E stavo io impenata. Anche il portapacchi, guarda. E stavo a fare giro in pigiama. Sì, era per quello lì. Che non va avanti? Giù a pedalare. C'è anche il freno a mano, vedi, tutte le misure di sicurezza. Ho 50 anni, ragazzi. E non sentirli. L'anagrafe e basta. Vado! Vadi! Pena! Corre! È in discesa. Infatti, è in discesa. Falla venire su. Occio, me casa! Gira! Occio adesso, occio. Senti. Va. Senti. Occio. Senti. Buongiorno signora, piacere Ciao Yuri. Maddalena, ciao Yuri, Piacere. ti conosco dal web. Dai! No, Maddalena, non puoi essere una soffan, ti prego. Perché è un bel ragazzotto, Guarda, simpatico. Ti fai scitare il primo Sì, mattina. sì. No, non è vero. E vive ai giovani, oh. Io ti posso essere nonna, quanti anni hai? 38. Ciao carissimo, ciao. No in bocca. Ah, Ucciu, signor. In pena! Anche la torta in pena! Qua torta. Oh mio amico, ciao amico, ciao. Ciao. Angolo culturale, siccome suo marito è bergamasco, no? Allora a me è venuto spontaneo chiedere, ma scusa un attimo, ma pota, cosa significa? Secondo me significa va bene, bah, chissà, Ah, può avere queste accezioni. Jacqueline, pota. Pota? Sì, no, pota sempre, pota. Enzo, vieni qua, vieni a dare il significato. Cotto il P. Il significato di pota. E vediamo invece il significato spiegato da un autoctono originario del bergamasco. Il pota. Pota. Se fai qualche cosa, pota, se hai sbagliato paghi, pota. Hai visto? Pota. Pota. Va bene, dai. Il tipo va bene, dai, Per no? fare a cuè. Ma sì, pota, dai. Pota. Non dovete Pota. confermarlo. Oh, capisco che è il suo compleanno, quindi adesso sono più vecchi, ma accidenti. Come si dice da noi, non si muove altro. E poi guarda, anche in tabara su, guarda. Tutte le finestre chiuse, guarda gli oscuranti, quella della porta. Quella là è già oscurata di default e non è mica finita. Quella dietro, anche sta qua aperta ma con l'oscurante. Ah, è vero che non ti ho neanche raccontato. Allora qui siamo in un'area sosta camper a circa 1,2 km dalle terme di Saturnia. E sì, siamo qui perché essendo in compagnia, sarà che puoi dire loro vanno qua nell'area camper e tu vuoi far libera, stai fuori, sarà. Che senso ha? Sta qua in compagnia. Ti ricordo, c'è la corrente ma le colonnine non tengono niente. Ho acceso il riscaldamento a corrente, sono saltate, ho acceso il fornetto, sono saltate. E allora vabbè, al riscaldamento ho messo la resistenza quella bassa e al forno l'ho messo a 450 watt. Ovviamente non contemporaneamente, o uno o l'altro. Hai anche un bel panorama, guarda, c'hai il borghetto col castello lì e il costo mi pare è 14 euro al giorno, le 24 ore con tutti i servizi inclusi. E compreso c'è anche la navetta che ti porta alle terme di Saturnia. Per la navetta, scusa se ogni tanto guardo storto perché ho il sole negli occhi, per la navetta diciamo non ha orari, basta che tu vai là, gli dici ok siamo pronti per partire, loro ti portano, ti lasciano un numero di cellulare, quando hai finito li chiami e ti riportano qua. Quindi guarda Michele, guarda il Mercedes che ti piace a te, gemellato dalla Germany. Ciao amici tedeschi, che bello, Eccolo!
Ciao.